Ti do il benvenuto, mi presento, sono Walter Michelini, segretario nazionale dei Venetkens for Freedom Front, fronte di liberazione dei Veneti, fronte di liberazione per la libertà. Quello che ti racconterò su questo canale ti sconvolgerà. Scoprirai cose che ti sono state nascoste per oltre 150 anni di occupazione italiana, cose che hanno impoverito il popolo veneto e che lo hanno sottomesso e che gli hanno tolto conoscenza, cultura e storia. Quello che ti invito a fare è iscriverti ai nostri canali e condividere quanto verrai a conoscenza con più persone possibili. Questo ci aiuterà a far crescere il nostro fronte e a portare più persone possibili la conoscenza della vera storia del popolo veneto, ma soprattutto a far valere i diritti internazionali che abbiamo come popolo e come Stato. Benvenuto Walter. Grazie Emanuele. Ti presento, Walter Michelini è il segretario nazionale dei Venetkens for Freedom Front. Esattamente sì. La prima domanda ovviamente è: chi sono i Venetkens? I Venetkens for Freedom Front, e da lì uno ci dirà: perché questo nome strano per un fronte di liberazione nazionale o Veneti pa libertà, come si direbbe in lingua veneta? Perché abbiamo deciso di prendere e di andare a raggiungere tutti i veneti nel mondo, magari più avanti spiegheremo il perché. Venetkens è l'antico nome dei Veneti, perché deriva dalla stele trovata a Isola Vicentina, datata 3500 anni fa, dove in alfabeto venetico c'è scritto Venetkens, ovvero genti venete. Quindi questo è il nostro antico nome. Il nostro è un fronte di liberazione nazionale che persegue l'indipendenza dei territori veneti, per cui questo è il motivo del nome. L'obiettivo principale è attuare l'indipendenza che esiste già in questi territori, portando a conoscenza tutti i veneti, e non parliamo solo del Veneto, perché i territori indipendenti sono molto più ampi del territorio classificato come Regione Veneto dallo Stato occupante italiano. Che stiamo parlando qui di Friuli, stiamo parlando di una parte di Lombardia, e per cui abbiamo dei territori molto più vasti. Quindi mi stai dicendo che i territori sono già indipendenti? I territori sono già indipendenti grazie a una legge italiana. Quali regioni dell'Italia fanno parte dei territori indipendenti? Se parliamo di regioni a livello italiano è una cosa, noi preferiamo chiamarli territori della Serenissima, che è quello che sono realmente. I territori della Serenissima, che sono stati, tra virgolette, liberati dal decreto legislativo 212 del 2000 leggi, che ha abrogato il regio decreto 3300 dell'annessione della Serenissima Repubblica ai territori veneti e la successiva conversione in legge. Come dicevo, i territori sono molto più ampi della cosiddetta regione Veneto, così come è chiamata dall'Italia. Bensì comprende Veneto, Friuli, l'Istria, una parte della Lombardia che è la Val Camonica, Brescia, Bergamo, Crema, Cremona, poi abbiamo Mantova, una parte di Trento, la parte bassa, Rimini e Ravenna, che per circa 400-450 anni sono state sotto i territori della Serenissima. Non sono regioni, è un territorio unico che è il nostro territorio, che si chiama Serenissima Repubblica. Adesso una domanda che identifica i Venetkens. Quindi sono un partito politico? Assolutamente no, non siamo un partito politico. Non possiamo essere un partito politico in quanto diventeremo dissidenti. Il partito politico di per sé non può perseguire una scissione di un territorio italiano, cosa che invece può fare tranquillamente un fronte di liberazione, un movimento di liberazione, un comitato di liberazione, grazie a leggi internazionali che glielo permettono. Quindi non ha nulla a che fare con la politica? Non siamo politica come viene intesa a livello di partito politico italiano. Ma per diventare un fronte di liberazione avete avuto un permesso, immagino, da qualcuno? No, ci sono leggi internazionali come le convenzioni di Ginevra, il primo e secondo protocollo, l'articolo 96.3, che magari più tardi possiamo spiegare, che permettono a un comitato, a un fronte, a un movimento di liberazione di potersi costituire se abbraccia il percorso dell'autodeterminazione, comunicandolo all'ONU
e diventa soggetto giuridico internazionale. Tra l'altro c'è anche una sentenza della Corte di Cassazione, detta sentenza L'Arafat, che ci permette di essere fronte di liberazione e viene parificato ad uno Stato. Quindi in realtà voi avete comunicato all'ONU, Esatto. ma l'ONU vi deve dare un permesso? No, esiste già nella Convenzione di Ginevra, articolo 96.3. Quindi in realtà è un'autodichiarazione di ciò che È un'autodichiarazione, sono i Venetkens. perfettamente sì. Allora Walter, so che il 16 maggio del 2020 è stata per Venetkens una data importante, fondamentale. Mi puoi spiegare perché? Il 16 maggio del 2020 sono stati fondati i Venetkens insieme ad altri 15 fondatori. Abbiamo creato l'atto fondativo e il codice etico. Tutto questo è stato inviato via mail all'ONU perché a causa delle restrizioni internazionali non abbiamo potuto consegnarle breve in mano a Ginevra. Quindi il nostro atto fondativo e il codice etico sono state inviate all'ONU, che ci ha risposto con mail accertando il fatto che comunque il documento è stato percepito, ricevuto, per cui all'ONU sanno che esistiamo. Bene, che è tutto quello che serve, giusto? Tutto quello che serve, l'importante è che loro sappiano che ci siamo. Dire che ci siamo. Ok, già dentro di sé, no? Dentro al pensiero, fa capire che qualcuno forse non vuole vedere l'evidenza? Diciamo di sì. C'è molto ostruzionismo da parte degli stati nel riconoscere un nuovo territorio. Il problema è riconoscere il fatto che questo territorio esiste ed è indipendente. Questa è la problematica. Dobbiamo far vedere che esistiamo, che ci siamo e che i territori sono nostri. Infatti tu prima dicevi, l'indipendenza già esiste, Dobbiamo attuarla. ma va attuata. Attuata. Non dobbiamo chiederla, perché l'abbiamo già. Noi dobbiamo attuarla ogni giorno con le nostre azioni. Chi può fare parte dei Venetkens? Allora, parte dei veneti lo possono fare tutti. Chi è nei territori veneti, che sia veneto di origine o veneto importato, vogliamo dire così, per cui ius solis o ius sanguinis, chi abbraccia l'ideologia veneta e tutti i veneti del mondo. Quindi l'autodeterminazione, l'autodichiararsi di nazionalità veneta lo può fare qualsiasi persona. Ok, specifichiamo questa differenza. Ius solis e? Ius sanguinis. Ecco, spieghiamo Ius la differenza. sanguinis vuol dire per discendenza veneta. Puoi essere in questi territori da 2-3 generazioni e essere di padre, di nonno veneto, e per cui sei per ius sanguinis. Puoi essere uno che è emigrato in Brasile e sei di nonni veneti, quindi lo sei comunque per ius sanguinis. Ius solis perché sei residente su questo territorio e abbracci il percorso veneto, o sei di un altro territorio e comunque vuoi far parte dei veneti. Per cui per ius solis puoi fare parte. Bene. Per fare un parallelo, Sì. ci sono molti emigrati in un paese che per cultura, modi di fare, modi di agire, si sentono di appartenere a quel paese in cui sono emigrati. Certamente sì, Questo significa ius solis. esattamente. Ok. Sentirsi parte di quel territorio, abbracciare usi, costumi, tradizioni di quel territorio e diventarne parte integrante. Quindi è molto probabile che qualcuno possa appartenere ai Venetkens anche se non abita nel territorio veneto. Esattamente sì, E non è neanche di origine veneta. certo. Quindi in sostanza vorreste l'autonomia. Assolutamente no, noi rivendichiamo l'indipendenza. Allora spiegami per favore qual è la differenza fra autonomia e indipendenza. Allora, i ministri italiani giocano su queste due parole. Fa comodo. Infatti molti, quando gli parli di indipendenza, ah sì, l'autonomia, quella di Zaia. No, sono due cose completamente diverse. Con l'autonomia rimani sotto lo Stato italiano, con l'indipendenza sei uno Stato a sé. Se andiamo a vedere effettivamente cosa vuol dire autonomia e cosa vuol dire indipendenza, capiamo bene che sono due concetti completamente diversi. L'autonomia è l'attuazione del decentramento amministrativo. Però per una maggior coerenza e conoscenza la leggo e poi la spieghiamo, così andiamo meglio tutti. Okay? Ok. È la dislocazione di poteri o funzioni da organi centrali a organi periferici appartenente sempre allo Stato. Quindi ti spiego in maniera più semplice quello che ti ho appena detto.
rimani subordinato allo Stato italiano, vedi le regioni a statuto autonomo, eccetera, sono sempre comunque subordinate allo Stato italiano. Non possono fare quello che vogliono come uno Stato indipendente, mentre noi stiamo rivendicando un'indipendenza che esiste già dal 2010 e ancora prima dal referendum truffa. Quindi in sostanza chi è autonomo ha un margine di movimento limitato. Certamente sì, perché sei subordinato allo Stato italiano, devi essere subordinato alle leggi italiane. Chi invece è stato indipendente Ha le proprie leggi, legifera per conto proprio e decide del proprio potere, qualsiasi tipo, potere politico, potere sociale, sotto tutti i livelli. Quindi, per fare questo percorso verso l'indipendenza, tu prima mi hai spiegato che in realtà i territori veneti sono già indipendenti, Esattamente sì, ma bisogna attuare. bisogna attuare l'indipendenza. Quindi si può parlare di percorso verso l'indipendenza, Certamente sì, non perché bisogna ancora ottenerla, perché è già in essere. esattamente. Ma cosa significa fare un percorso per l'indipendenza? Percorso per l'indipendenza vuol dire mettere a conoscenza i territori e il popolo veneto del fatto che siamo indipendenti, perché fino a che i territori e il popolo non lo sa, continua a rimanere subordinato ad uno Stato italiano che in questi territori è solamente de facto e non de jure, cioè di fatto e non per legge. Tutto quello che fa lo fa perché noi non conosciamo le vere leggi, ovvero il popolo veneto non conosce il fatto di essere indipendente e rimane subordinato allo Stato italiano. È un po' come dire, no? Faccio un esempio, dimmi se sbaglio. Io ho il diritto di essere curato, ma devo recarmi io personalmente in ospedale per avvalermi di questo diritto. Certo che sì. Quindi tu in questo caso mi stai dicendo, guarda che tu hai il diritto di poterti curare, Esatto. se vai lì. Se vai lì sì, se non ci vai non ti curano. Bene. Quindi tu ce l'hai già il diritto. Esatto. Devi solo alzarti dal divano E esercitarlo. e esercitare questo diritto e andare nella struttura e farti curare. Esatto. E questo, no? Un po' il Questa è la parallelo realtà. ci potrebbe stare. Questa è la realtà. Il 2010, come mi hai detto, Sì. è stata una data fondamentale. Cosa è successo nello specifico? Perché è anche divertente come situazione. È molto divertente. Nel 2010, con il governo Berlusconi, viene nominato ministro delle semplificazioni statali Calderoli. Calderoli decide di abrogare 375.000 leggi. Dice che sono vecchie e dice che sono... Cosa significa abrogare? Vuol dire cancellare, annullare, che non esistono più. Quindi le leggi si possono anche cancellare. Si possono cancellare, esattamente. Una volta cancellate le leggi non esistono e per alcune c'è anche una questione di retroattività e vedremo che in questo caso è una questione di retroattività. Ha deciso di cancellare, come dicevo, 375.000 leggi. Infatti se noi andiamo a guardare il decreto legislativo 212 del 2010, uscito in Gazzetta 13 di dicembre, sempre di quell'anno, del 2010, troveremo che questa Gazzetta Ufficiale consta ben 1740 pagine, con tutte le leggi abrogate. Quindi se uno ha voglia di documentarsi un attimino, ha un po' di tempo per leggere. Quindi scusami, per legge, quando una legge viene fatta, emanata, così come cancellata, deve esserci anche... In Gazzetta Ufficiale deve uscire. Ok, perché magari molti non lo sanno, no? Semplicemente. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi esiste, c'è. Quindi forse è la Gazzetta che ha tenuto un record per pagine di quell'edizione. Non lo so, può darsi anche, non lo so. Io ho scaricato la versione integrale, posso assicurare che sono 1740 pagine. E quindi una persona può andare a trovarla online, libero? Può cercarsela online, la trova tranquillamente, Ok. esiste, quindi c'è. Detto ciò, Calderoli decide di abrogare tutte queste 375.000 leggi. All'interno di queste leggi, non si sa se per sbaglio o per sul serio, visto che Calderoli è anche di questi territori, ha abrogato il Regio Decreto 3300 e la successiva conversione in legge. Che cosa dicono questi due atti? Il decreto Regio dice che c'è stata l'annessione della Serenissima Repubblica all'Italia e poi la successiva conversione in legge che converte in legge il Regio Decreto. Con questo atto Calderoli ha ufficialmente dichiarato che i territori veneti, Serenissima Repubblica, di cui si parlava prima, non fanno più parte
dello Stato italiano, perché avendo cancellato la legge ha abrogato anche l'annessione e siamo ritornati ad essere indipendenti. Questa è la realtà dei fatti e non la può più riproporre. E perché non si può si può dire resuscitare una legge, no? Non si può riattivarla? Nell'ordinamento italiano non è possibile resuscitare una legge, nemmeno con un eventuale emendamento dichiarando ma mi sono sbagliato a cancellarla. Per fare questo bisogna riconoscerne la cancellazione e riproporla. Ma il fatto di riconoscere la cancellazione della legge fa sì che nel momento in cui lo Stato italiano dice io riconosco che ho cancellato quella legge, l'ordinamento stesso italiano dice che io non posso più legiferare nei territori che non fanno più parte dello Stato italiano, quindi loro non possono più legiferare oltre il 13 di dicembre del 2010 in questi territori. Tutto quello che stanno facendo lo stanno facendo de facto, ovvero di fatto, e non de jure, ovvero per legge. Quindi questa semplificazione di leggi, Ha fatto sì che Calderoli ci ha fatto un regalo. ho capito. Molto, molto importante. Allora, per chiarezza anche nei confronti di chi non è avvezzo a questo linguaggio, no? Così tecnico, qual è la differenza fra decreto legge e decreto legislativo? E questo è il bello perché i ministri giocano anche su queste sfaccettature di nomi leggermente simili ma con valenze completamente diverse. Innanzitutto sono entrambi atti normativi emessi al potere esecutivo, ovvero dal governo. Nel caso del decreto legge viene promulgato in caso di urgenza, dura 60 giorni e se il Parlamento lo trasforma in legge diventa legge, altrimenti decade e decadono anche tutto quello che è successo nei 60 giorni, quindi decade completamente tutto. Mentre il decreto legislativo ha avuto già il controllo a monte dal Parlamento grazie alla legge delega e per cui non c'è bisogno di 60 giorni, eccetera, rimane legge. Basta. Questa è la notevole differenza tra decreto legge e decreto legislativo. Quindi in sostanza, se ho capito bene, in un caso, quindi decreto legge, il controllo deve ancora esserci. Quindi c'è un disegno, Sì? ma poi c'è una conferma. Esattamente. Mentre nel decreto legislativo viene già confermato a monte Esattamente. e bisogna solo poi definirla. Esatto. Per cui ci sono tutti e due i rami che lo controllano e non si può venire a dire ma è una roba fatta così, non me lo sapevo. Cioè, il fatto di dire che Calderoli ha fatto per certi versi un errore mi viene un po' da pensare. Sapevano perfettamente quello che stavano facendo. Siccome sono consapevole che questi concetti siano abbastanza difficili, a volte lo sono difficili anche per me, nonostante siano quasi 7 anni che me li studio, abbiamo deciso, come Fronte di Liberazione, che per tutti gli autodeterminati iscritti con noi sia istituito un corso leggi. Questo corso leggi dura circa una giornata dove noi formiamo tutti gli autodeterminati, facciamo conoscere le leggi, facciamo conoscere tutto quello che serve per una autodifesa nei confronti dello Stato italiano. Una persona che non mastica questo tipo di termini, non sa le differenze, effettivamente come fa anche a difendersi? Non può, se nessuno gli dice, non viene informato, no? Come il discorso che si faceva prima. Io magari ho dei diritti, non li conosco semplicemente perché il mio stile di vita mi ha portato a fare altri percorsi. È una cosa basilare perché dicono che la legge non ammette ignoranza, ma è anche vero che lo Stato italiano ci vuole ignoranti per suo comodo. Il formare persone che conoscano le leggi è creare coscienza e conoscenza nelle persone e la possibilità di dire adesso so come difendermi. Posso chiederti quanto era vasto il territorio della Serenissima? Allora, il territorio della Serenissima comprendeva quello che attualmente sono il Veneto, il Friuli, l'Istria, il Basso Trento, Val Camonica, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova e da Ravenna fino a Rimini. Questi sono i territori che comprendevano la Serenissima Repubblica e che grazie a quella legge di Calderoli sono stati
liberati dallo Stato italico. Più o meno questa descrizione che tu mi hai fatto risale a quale anno? 1866, anno del referendum truffa, con l'annessione illegittima dei territori veneti all'Italia. È interessante questo argomento. Era la truffa di cui facevi riferimento prima. Esattamente. Ma cosa è successo? Nel 1866. Sì. È una cosa molto simpatica. 1866 i territori della Serenissima sono sotto gli austriaci. I veneti combattono con gli austriaci, a fianco degli austriaci, contro l'Italia, perché l'Italia era alleata con la Prussia contro l'Austria. Finita la guerra, visto le varie vicissitudini che ci sono state, la Francia, che si mette in parte a fare da intermediario, decide di concedere il Veneto all'Italia sotto consultazione popolare. Quindi viene indetto un referendum a livello internazionale, già all'epoca esistevano i diritti internazionali, era previsto, dove i veneti potevano votare se essere indipendenti, liberi, sotto l'Austria o andare sotto l'Italia. E questo è stato la alla truffa più importante che ha fatto l'Italia, senza contare quello che ha fatto precedentemente con l'annessione del regno delle due Sicilie, che magari lo possiamo guardare, ne possiamo parlare dopo. 1866, siamo 21-22 ottobre, avviene questo referendum, dove ci sono due urne, una per il sì e una per il no. I votanti sono schedati, nome e cognome se voti per il sì e nome e cognome se voti per il no, ed è sotto forze armate, cioè sotto i carabinieri, quindi è tutto sotto controllo dello Stato italico. Da tenere conto che già ben 2 giorni prima le bandiere italiane sventolavano in piazza San Marco, quindi ufficialmente i stati il territorio veneto era già stato annesso all'Italia. Lo scrive anche il generale Taon de Revel nelle sue memorie, che sono documenti ufficiali che sono stati ritrovati, e pertanto c'è una prova tangibile e certa del fatto che è stata una vera e propria truffa. Infatti abbiamo riscontrato che nelle votazioni solo 69 veneti hanno dichiarato di non voler essere annessi all'Italia, cosa che fino a qualche mese prima eravamo al fianco degli austriaci a lottare contro l'Italia, e secondo loro noi lottavamo prima a fianco degli austriaci contro l'Italia e dopo abbiamo deciso di essere annessi. Non esiste proprio. Ci sono queste memorie, c'è anche un altro documento che dopo casomai vorrei leggere, che magari lo facciamo anche vedere, che questo qui è un documento che quando l'ho visto mi ha fatto veramente rabbrividire, visto quello che c'è scritto. Però queste sono tutte documentazioni ufficiali che noi abbiamo e che possiamo a livello internazionale far valere per rivendicare l'indipendenza ab originem, cioè già dal 1866, perché essendo stata un'indipendenza fatta con una truffa ed essendo che i diritti umani non vanno in prescrizione, potremmo comunque, una volta ottenuta l'indipendenza grazie alla 212, andarla a rivendicare anche ab originem. Allora ti leggo questo documento, perché questo è un documento storico, questo è tratto dagli archivi ed è un documento che era affisso al di fuori del comune di Vicenza. Questo magari lo pubblichiamo anche finché lo leggo, che così ci rendiamo conto di dove sono arrivati. Italiani del comune di Vicenza. Già ci chiamano italiani, dobbiamo ancora votare. Oggi siamo chiamati a compiere il più solenne atto d'uomini liberi, sovrani nel proprio paese, nel nostro che è il Veneto, anzi a Serenissima Repubblica, non nel paese Italia. A crearci una patria, e questa patria è l'Italia, è avanti. Nella unione all'Italia la indipendenza, la libertà, la dignità di cittadini di una grande nazione, la prosperità pubblica, donde il benessere del popolo, la progressiva redenzione dell'operaio, del povero. Nella separazione la perpetua servitù allo straniero, la tirannia dei pochi protetti e satelliti dello straniero, le umiliazioni del debole, la povertà pubblica, donde la miseria, l'abbruttimento del popolo. Chi dice sì
Mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'anima di schiavo nato al bastione croato. Già qua iniziano con le offese e vabbè, lasciamo stare. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no con la mano tremante, di nascosto come chi commette un delitto, con la coscienza che grida traditore della patria. Hanno addirittura inserito dentro il potere della Chiesa, il potere cristiano, che sappiamo che all'epoca era molto più preponderante di quello che è attualmente. C'era molta più conoscenza cristiana di quello che c'è oggi, molta più gente credente, molta più gente che andava in chiesa rispetto ad oggi. C'era un altro modo di vedere la chiesa, no? E cioè, hanno giocato tutte le armi subdole possibili per portarci a fare un voto. Ma questo manifesto era appeso su tutti i territori della Serenissima, su tutti i territori, cioè hanno fatto una cosa abominevole, assurda e inconcepibile. Ma questo è stato solo l'inizio. 1866, referendum, ci annettano in questo modo all'Italia. E abbiamo visto che non è legittimo, leale. È vero che il voto non era privato? Sì, il voto, c'erano due urne, una per il sì e una per il no. E veniva scritto il nome che votava per il no, chi votava per il sì o chi si asteneva. Quindi veniva proprio scritto, c'è un video che può dimostrare questa cosa, dove si spiega come è successo tutto il referendum. Quello potremmo farlo vedere, che così è molto più interessante, molto più esplicativo di quello che sto spiegando io. Ma quello che è successo dopo è anche peggio, perché nel momento in cui l'Italia ha occupato questi territori, ha istituito la diaria sul macinato pari al 300%. Quindi questi territori, che erano per la maggior parte proprietari terrieri, si sono trovati a pagare il 300% di tasse. Ma come se non bastasse, hanno istituito anche la leva militare di 3 anni. E quindi i più giovani, la forza lavoro più giovane, per 3 anni se ne stava fuori dai terreni a poter dare una mano ai genitori a coltivare il terreno. Quindi non ho forza lavoro, devo produrre il 300% in più. Risultato, dal 1866 al 1900 c'è stata la più grande diaspora di un popolo. 1.750.000 veneti sono scappati. Brasile, Argentina, Austria, Olanda, Germania, Australia, Canada. Se facciamo il conto che nel 1866 i territori della Serenissima contavano 2 milioni e mezzo di abitanti, capiamo bene che 1.750.000 veneti scappati, se ne sono scappati tutti. E con loro anche il sapere, la storia. E con loro il sapere, la storia, perché nei territori dove sono scappati, facciamo un esempio Brasile e Argentina, soprattutto dove ci sono intere comunità venete, ci sono dei paesi, si chiamano a Nuova Monselice, a Nuova Padova, dove parlano il italiano, che è la nostra lingua veneta. E là si ricordano ancora, perché là non hanno cancellato la memoria come hanno fatto qui, perché qui ci hanno cambiato i libri di storia, perché una repubblica serenissima che ha 1100 anni di storia, che conta 120 dogi contro i 150 anni di storia italiana. C'è un trafiletto di una pagina e mezza delle repubbliche marinare. Marco Polo era italiano, Marco Polo era veneto, non era italiano. Non esisteva l'Italia quando c'era Marco Polo. Così come hanno fatto con i duo siciliani, stessa identica procedura. Secondo te è intenzionale? Certo, è stato intenzionale. Era un progetto ben preciso. Nel momento in cui noi non conosciamo il nostro passato, è come se non fosse mai esistito. Certamente, ci hanno scritto degli altri libri. La storia che leggiamo sui libri di storia non è la storia reale, quella vissuta. Hanno scritto una storia che non è quella vera. Il popolo veneto è uno dei popoli più antichi dei territori europei. Si presuppone che discendano dai Celti.
i ritrovamenti dei popoli venetici, uno dei ritrovamenti principali o comunque date certe è la stele di Isola Vicentina, dove c'è questa stele dei Venetkens, dove appunto c'è un'incisione in alfabeto venetico che parla dei Venetkens, ovvero genti venete, ed è datata a 3500 anni, quindi siamo certi che questi territori sono almeno 3500 anni che sono abitati dal popolo veneto. Quindi stiamo datando, correggimi se sbaglio, avanti Cristo. È certo che sì, 3500 anni sì, siamo avanti Cristo. Quindi prima dell'esistenza di tante nazioni che oggi conosciamo come... Prima dell'esistenza di tante nazioni che ci sono adesso. Quindi la penisola italica è occupata da parecchi popoli. Quali altri popoli facevano parte del territorio italico prima dell'Unione? E se vuoi te li leggo, perché a iniziare dai Cimbri e dai Ladini abbiamo gli Etruschi, i Liguri, gli Euganei, i Reti, i Camuni, i Sardi, i Sicani, i Lucani, i Sabelli, i Celti, i Siculi, e questi sono solo alcuni dei popoli dell'isola italica. E tutti loro avrebbero la stessa possibilità Di fare autodeterminarsi. questo percorso. Certamente sì. Rispetto a quello che tu mi hai raccontato riguardo al 2010 di Calderoli, quello riguardava principalmente... Questo riguarda solo questi territori qui. Bene. Però la legge sull'autodeterminazione la possono applicare tutti i popoli dello stivale italico. Facciamo il passo indietro riguardo a Carlo Aianello e la spedizione dei 1000. E lì c'è stato, diciamo, l'innesco che ha portato un effetto domino di eventi, Certo. che ha portato poi all'unità d'Italia. Allora, siamo nel 1860, 1859, 60, 61, quando c'è stata l'unità d'Italia, e si è deciso di fare l'annessione del Regno delle Due Sicilie. La motivazione non è stata l'Unione Italiana, ma la motivazione è stata un'altra e ben diversa. Il Regno Sabaudo, i Savoia, si erano indebitati a suon di guerre. Si erano indebitati con chi? Con i Rothschild, banchieri inglesi. Per fare che cosa? Per fare le guerre. Quindi Perché per tutte avere le le armi per avere le e i armi, soldi per il e i cibo, soldi no? per combattere, per fare tutte le varie guerre. Ok. E di conseguenza, non avendo possibilità di restituirli, sapevano che il Regno delle Due Sicilie era ricco, e dopo vedremo anche un'altra informazione molto importante, hanno deciso di andarsene a appropriare. Quindi si sono inventati la spedizione dei 1000, perché 1000 soldati male armati e male addestrati, in base ai libri di storia, avrebbero sconfitto 70.000 soldati ben addestrati e ben armati del Regno Borbonico. Mi sembra un po' strano. Sui libri di storia non leggo di battaglie vinte da Garibaldi. In realtà c'erano le navi inglesi al largo che tutelavano e che coprivano Garibaldi. E molti... Che erano i creditori. Esatto. E molti alti ufficiali dello Stato borbonico erano già stati corrotti in modo tale che lasciassero passare Garibaldi, quindi non c'è stata guerra, c'è stata solo una pacifica invasione di 1000 balordi che sono stati usati solo ed esclusivamente per raggiungere lo scopo di andarsi a prendere la ricchezza degli stati borbonici, che se noi andiamo a guardare riserve auree zecca dello Stato italiano, che magari dopo pubblichiamo anche il link così li facciamo vedere, scopriremo che il 70% dei lingotti italiani che ci sono nella zecca dello Stato italiano sono marchiati Regno delle Due Sicilie. Il 70% dei soldi sono del sud Italia. Questo è quello che è successo nel 1861. Senza tener conto che purtroppo l'Italia ha un altro triste primato. Italia, parliamo di Savoia, non Italia, stivale italico con tutti i popoli annessi, mettiamo in chiaro le cose. Perché un certo Camillo Benso, conte di Cavour, a Fenestrelle, a Torino, ha creato i primi lager, ovvero campi di concentramento, dove venivano deportati i duo siciliani che avevano assolti nella calce viva. Anche lì possiamo mettergli il link e fargli vedere questa informazione, che è purtroppo reale. Per cui i primi campi di concentramento non li ha creati Adolf Hitler, ma li hanno creati purtroppo gli italiani. Eliminare chi si ribellava, che erano diventati i briganti. I briganti non erano in realtà ladri, eccetera. I briganti erano quelli che si ribellavano, mentre i veri briganti li hanno fatto i monumenti in tutti i territori italiani, vedi Giuseppe, parliamo di Garibaldi ovviamente, visto che era il cosiddetto eroe dei due mondi, ma in realtà... Vabbè, ma Garibaldi era italiano, no?
Assolutamente no. Ah no? No, Garibaldi, definito l'eroe di due mondi, aveva i capelli lunghi perché aveva le orecchie mozzate, perché in Brasile ed Argentina era ricercato come stupratore, assassino e ladro di bestiame. E quindi non era un bel esempio. E lui non era né più e nemmeno che un combattente a stipendio. L'hanno assoldato per fare questa operazione, ma Garibaldi in realtà il suo vero nome si chiama Joseph Marie Garibaldi ed è nato a Nizza e a lui dell'Italia non gliene può fregare di meno. Ma che prove abbiamo a sostegno di questa cosa? Allora esiste un libro scritto da Zagor Borghesi che si chiamano le ultime lettere, l'ultima lettera di Garibaldi al Collodi, che sappiamo il Collodi è quello che ha scritto Pinocchio, nella quale Garibaldi fa un'autodichiarazione e scrive tutto quello che è successo dalla sua nascita fino alla sua morte, raccontando anche quello che è successo per quanto riguarda l'invasione del Regno delle Due Sicilie. Quindi questo è un libro con documenti storici perché il Borghesi è un romanzo, ma è documentazione storica. Quindi è un libro storico alla fine, dove ci sono queste lettere di Garibaldi. E quindi noi abbiamo onorato Garibaldi con un sacco di statue nelle piazze italiane. Sì, guarda, l'assurdità è proprio questa, no? C'è un aneddoto molto simpatico. Mio cognato ha un amico argentino che viene giù in Italia a trovarlo e che gli fa visitare Rovigo. Facciamo un giro per la città, arriviamo a Piazza Garibaldi e che gli chiede: ma chi è? Chi è il monumento di quella persona lì? E fa: il monumento Piazza Garibaldi. L'argentino lo guarda e gli fa: quando è che fate una statua ad Al Capone? E mio cognato lo guarda e fa: perché? Fa: no, visto che fate dei monumenti a fare dei delinquenti, fategli quella anche ad Al Capone, visto che ci siete. Questo è detto da un argentino che conosceva veramente Garibaldi chi era. Perché il problema è che all'estero conoscono forse a volte meglio di noi la storia. All'estero sanno meglio di noi, perché si fa fatica anche a trovare dei testi dove c'è scritta la vera storia. Le memorie generali Town de Revel in Italia non le trovi, devi andare all'estero a trovarle. Voi come avete fatto come Venetkens a ritrovare documenti? Perché abbiamo persone che stanno dedicando la loro vita o la loro passione alla ricostruzione storica. Abbiamo persone che stanno ricostruendo tutti i confini storici, ritrovando tutti i ceppi datati territorio Veneto, Serenissima Repubblica, li stanno classificando, li stanno inserendo proprio per ricreare i nostri reali confini e stanno trovando libri, andando in archivi a Vienna, andando in archivi in Francia, in Svizzera, ma in Italia purtroppo non c'è niente. O non te lo fanno trovare, che è diverso. Magari chi ascolta questo video, magari si trova all'estero e la famiglia ha origini venete, magari in questo momento è lontano, ma ha qualche memoria, qualche libro, qualcosa. Se vuole farcelo avere, siamo ben lieti di accoglierli e di utilizzarli al fine di far conoscere la nostra vera storia. E anche un'altra cosa, sarebbe bello se condividessero, ci scrivessero, no? Magari raccontando la loro storia che gli veniva raccontata dai nonni. Ah, sarebbe ancora più bello. Per dare valore a tutto quello che Certo. stiamo dicendo. Ma io ti dirò che ho conosciuto su Facebook un ragazzo brasiliano. Questo ragazzo è di nonni veneti, fatalità i nonni abitavano a Boara Polesine, 3 chilometri da casa mia. Io abito a Rovigo, residenza a Rovigo, di conseguenza casa mia proprio. E così parlando, insomma, mi racconta che lui ha ancora la memoria raccontata dai nonni di tutto quello che è successo, per cui lui ha la memoria storica, tanto che gli ho anche mandato le bandiere, perché lui ha il Veneto, per lui il Veneto è Veneto, non è Italia. Spieghiamo anche questa differenza, no? Molti pensano che il Veneto sia un dialetto. Il Veneto è una lingua, una delle lingue più antiche, che è stata riconosciuta comunque come lingua dall'UNESCO nel 1999, quindi è una lingua ufficiale. Il Veneto non è un dialetto. Così come anche il sardo, il siciliano. Esattamente, sono lingue. Carlo Alianello ha scritto un libro che si chiama La conquista del Sud, dove appunto spiega quello che stavo dicendo prima, di che cosa è successo quando Garibaldi è arrivato
sui territori del Regno delle Due Sicilie e di quello che ha fatto Camillo Benso, conte di Cavour, istituendo i campi di concentramento. È un libro interessantissimo da leggere, lo consiglio. Risveglia veramente le coscienze, fa veramente capire che cosa è l'Italia realmente, come è iniziato e che cos'è e che cosa sta continuando a fare, perché l'Italia nella sua Costituzione c'è scritto che ripudia la guerra, ma se andiamo a guardare storicamente l'Italia ha dichiarato guerra mi pare che sia 18 volte. Per fortuna che la ripudia la guerra, pensa se non la ripudiava. Immaginiamo l'effetto anche con le nuove generazioni. Io parto anche da me stesso quando ho scoperto questa cosa, cioè prendi una sberla, quando inizi a scoprire tutte queste cose dici ma io fino a ieri dove sono stato? E per fortuna che c'è molta gente che si sta risvegliando, ma c'è anche molta gente che purtroppo fa fatica a recepire che sono stati presi in giro. E quello fa ancora più spavento, perché mi è capitato anche di parlare con una persona, con un amico, e quando gli ho messo davanti al fatto compiuto, gli ho dato le prove e tutto quanto, nonostante tutto ha detto: se io devo combattere contro di te, io combatterò per l'Italia. Ed è un veneto di generazioni. Finché noi continuiamo a lottare tra di noi, loro continueranno a governare. E la nostra forza è quella di essere insieme. Nel momento in cui noi siamo insieme, loro cadono. Istruiamo le persone, facciamo sì che i figli siano istruiti, facciamo conoscere ai nostri figli la nostra vera storia. Sappiamo che i bambini sono delle spugne, assorbono e imparano prima di noi adulti. E mettere un bimbo di fronte a un altro che gli racconta chi era veramente Garibaldi o che cosa è successo realmente, quell'altro va a casa a domandare ai genitori: ma che cavolo ho imparato io? Provochi e gli susciti curiosità nel capire perché lui sa queste cose ed io no. Allora, dato che abbiamo capito che sulle parole e sul loro significato si possono creare dei margini di errore, allora definiamo anche altre due parole, che sono nazionalità e cittadinanza. Sembrano cose simili, ma non lo sono, giusto Walter? Esattamente, ma non è un errore indotto, è un errore fatto apposta, è un errore consapevole. Per evitare di fare errori vi leggo che cos'è la nazionalità. Quindi la definizione. Quindi la definizione è l'appartenenza di una persona a un gruppo etnico, cioè a un complesso di persone che hanno comunanza di origine, lingua, storia, cultura, tradizione e religione. Questa è la nazionalità. Noi vediamo che nei territori italici ci sono storie differenti, ci sono culture differenti, ci sono lingue differenti. Che il veneto non è il sardo, i duo siciliani, i siciliani non sono come i veneti, non sono come i sardi. Ci sono etnie diverse all'interno della penisola italica. La cittadinanza è un rapporto giuridico tra cittadino e Stato, non c'è niente a che fare con la nazionalità, è solamente un rapporto giuridico. Ed è molto interessante sapere questo, perché nella carta d'identità di tutti gli italiani c'è scritto nazionalità o c'è scritto cittadinanza, per esempio. Mi hai fatto venire il dubbio. La carta d'identità ce l'ho io e nella carta d'identità alla voce italiana c'è scritto cittadinanza e non nazionalità. E sia nella versione, che questa è la versione cartacea, old school. Old school. C'è anche la versione anche nella versione Bancomat, new school, nella versione Bancomat. Nella versione new school Ok. troviamo lo stesso scritto cittadinanza. Tutti gli italiani sono di cittadinanza italiana e non di nazionalità italiana. E identifica un rapporto giuridico. Giuridico tra cittadino e Stato. Una cosa ulteriore la si potrebbe riscontrare, ed è un consiglio che do a tutti, che dovrebbero fare, di andare in comune e fare l'estratto storico analitico del certificato di nascita. Non il certificato di nascita che ti danno normalmente all'anagrafe. Si chiama estratto storico analitico. È la fotocopia del librone dove i propri genitori hanno registrato i propri figli, cioè noi. Tanto troverete una notevole diffidenza nel consegnarvi questi documenti. Andiamo a scoprire delle cose che non sono tanto buone. Ok. Alla fine ci fanno una fotocopia di questo librone. Su questo librone troveremo scritto che c'è un dichiarante, che sarebbe nostro padre, e c'è una puerpera, che è nostra madre. Ma da nessuna parte c'è scritto
padre e madre. In quel momento nostro padre, perché di solito è il padre che va a riconoscere il figlio visto che la madre ha appena partorito ed è in ospedale, il nostro padre va a registrare la nascita, ma in quel momento con quell'atto consegna il proprio figlio allo Stato italiano, perché non si dichiara genitore, si dichiara dichiarante. E noi, come figli, diventiamo di proprietà dello Stato. Questa è la motivazione per cui gli assistenti sociali possono venirsi a prendere i figli quando vogliono. Quindi è come se nel momento in cui viene registrato un bambino all'anagrafe avesse inizio il rapporto giuridico. Esattamente sì. Da quel momento in poi c'è un rapporto giuridico tra cittadino e Stato, per cui tra il nascituro e lo Stato. Ma c'è un'alternativa a questo meccanismo? L'alternativa è l'autodeterminazione, la procedura di autodeterminazione che ha bisogno di una certa registrazione, perché dobbiamo autodichiararci di nazionalità veneta sotto un soggetto giuridico internazionale che, come abbiamo visto prima, sono i Venetians for Freedom Front, e in quel modo riusciamo a tirarci fuori da quello che è lo Stato italico, comunicando anche al comune che siamo in autodeterminazione, perché sebbene non lo si sa, i comuni sono obbligati ad avere l'anagrafe degli autodeterminati. Ritorniamo un attimo indietro. Sì. Abbiamo parlato di nazionalità e cittadinanza. Esattamente. Ok, ma in tutto questo, quindi, il popolo, come lo possiamo definire? C'è differenza fra nazionalità e popolo? Il popolo è quel gruppo di persone che ha lingua, cultura, tradizione, storia, che li accomuna. Molte volte la nazione non c'è, ma il popolo esiste comunque. Andiamo un po' più in là, attraversiamo l'oceano, andiamo a vedere i nativi d'America. Sono stati riconosciuti come popoli da Trump. Prima nessuno li aveva mai riconosciuti. Eppure quelli sono i nativi d'America. Bene. I Sioux, Comanche, Cherokee, eccetera. Sono il vero popolo americano. Quindi, per fare il parallelo con i veneti, Sì. è più corretto dire persone di nazionalità veneta o il popolo veneto? Cos'è più corretto dire? Tutte e due. Popolo veneto perché è di nazionalità veneta. Ok, però in qualche modo il popolo dà un'idea di non confine, perché in realtà chi appartiene al popolo veneto può abitare in questo momento ovunque nel mondo Esattamente. e appartenere ad un popolo. Appartiene a un popolo. Corretto. I Rom sono un popolo itinerante, in autodeterminazione, è comunque un popolo. Ma abitano ovunque, desiderano. Abitano ovunque. Quindi abbiamo capito le varie differenze fra i termini, no? Esattamente. Ok, abbiamo anche capito che la differenza fra la nazionalità e il popolo, in realtà, è che il popolo non ha confini, può essere ovunque. È vero. Un veneto, che si sente tale, che è veneto, È in tutto il mondo. può essere ovunque. Ok, abbiamo visto anche che ci sono dei popoli senza una fissa dimora. Come i Rom. Ma abbiamo anche un popolo che è un soggetto giuridico internazionale, che sono né più né meno che i Cavalieri di Malta. Sono un popolo senza Stato, ma sono comunque riconosciuti a livello internazionale come soggetto giuridico internazionale addirittura. Ma cos'è che ha in più il popolo veneto? Il Veneto ha tutto, perché ha il popolo, ha il territorio e ha la sovranità. Il popolo lo abbiamo, il territorio ce l'ha dato la 212 e ancora prima lo avevamo col referendum truffa, e la sovranità, io direi di andare a leggere che cos'è la sovranità per non dare dubbi ed incertezze. La leggiamo e così casomai dopo la spieghiamo. Va bene, quindi adesso leggiamo le definizioni di sovranità. Esattamente sì. La sovranità è la qualità giuridica appartenente esclusivamente ad uno Stato e si concretizza nella supremazia dello Stato rispetto a qualsiasi altro soggetto o ente locale esistente al suo interno. La sovranità può essere imposta anche con la forza in vista del rispetto delle proprie leggi, che è la sovranità interna. Esiste anche la sovranità esterna nei confronti degli altri stati. La sovranità esterna ha un unico limite rispetto all'appartenenza dello Stato stesso ad organizzazioni internazionali, ovvero le norme di diritto internazionale. La sovranità si attiva concretamente attraverso l'esercizio del potere
di democrazia di un popolo, con le elezioni, i referendum, le proposte di legge, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in sostanza, essendoci queste tre caratteristiche, possiamo dire che il popolo veneto è anche già uno Stato. È già uno Stato, ma lo dice anche la Convenzione di Montevideo del 1933, che racchiude all'interno queste tre caratteristiche che sanciscono di fatto che puoi essere uno Stato, anche se non sei riconosciuto dagli altri Stati. Ok. Perché il riconoscimento di un altro Stato è solamente un riconoscimento politico. Lo dimostra il Kosovo, che è uno Stato a tutti gli effetti, ma che non è riconosciuto da tutti gli Stati del mondo. Quindi quando ci sono quelle tre caratteristiche che abbiamo menzionato, ripetiamole, Sovranità, popolo e territorio. territorio, tu sei uno Stato. Esattamente. Quali prove abbiamo per dimostrare che il popolo veneto è anche Stato, considerato Stato? Di prove ne abbiamo abbastanza, ma una che è anche abbastanza importante è una risposta che abbiamo ricevuto dal Ministero dell'Economia e Finanze di Roma a una lettera di interpellanza fatta dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto nel 2017, di cui io facevo parte, con la quale è stato detto: attenzione, noi siamo un popolo in autodeterminazione e quindi possiamo trattenere le nostre risorse. E vi diamo comunicato di questo. E è stata importante la risposta che ci hanno dato. Io direi che magari finché viene pubblicata io la leggo. Pertanto abbiamo risposto al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Agenzia ed Enti della Fiscalità, Ufficio ottavo. Riferimento protocollo numero 2017, risposta nota, eccetera. Oggetto: non assoggettabilità agli obblighi tributari. Facendo seguito alla vostra segnalazione dell'8/02/2017, hanno dimenticato il 7, l'Agenzia delle Entrate interessata per competenza ha rappresentato quanto segue. La comunicazione appare rientrare nell'alveo della fattispecie già esaminate, essendo, anche in questo caso, la presunta pretesa non assoggettabilità agli obblighi fiscali collegata ai diritti richiamati, oltre che a un preteso diritto di sovranità del popolo veneto. E qui parlano di sovranità del popolo veneto, lo scrivono già loro. Questo è un documento ufficiale perché, come vediamo, sui lati ci sono in rosso i riferimenti della PEC di ricezione, quindi questo è un documento ufficiale dove lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, il direttore, ci dice: sì, potete trattenere le vostre risorse, presunta pretesa non assoggettabilità agli obblighi fiscali, ma collegata ai diritti richiamati, la sovranità del popolo veneto. Cosa significa trattenere le proprie risorse? Trattenere le proprie risorse è un diritto sancito da una legge internazionale, che è né più né meno che i patti per i diritti e civili e politici dei popoli, firmato a New York nel 1966 da 147 stati, che adesso sono diventati 173, tra cui c'è anche l'Italia, che l'ha firmato e 11 anni dopo lo ha ratificato con la legge 881 del 1977, per cui questo è un diritto che sovrasta addirittura le leggi nazionali. Allora, noi comunemente la chiamiamo 881-77, ma in realtà è la legge sui patti di New York, patti per i diritti civili e politici dei popoli di New York, o legge sull'autodeterminazione, ha vari nomi. Bene. E tutti i popoli si possono avvalere di questa legge? Certamente, giusto? sì. Tutti i popoli possono avvalersi di questa legge. E tutti i popoli che si avvalgono di questa legge sull'autodeterminazione possono trattenere le proprie risorse? Esattamente sì. Cosa sono le proprie risorse? Le proprie risorse sono la propria vita, prima di tutto, i propri soldi, la propria casa, i propri guadagni, i propri terreni, le risorse anche del popolo, quindi le risorse di un territorio sono proprie. Facendo riferimento alla 212 che ha liberato i territori veneti dallo Stato italiano, i territori liberati sono risorse del popolo veneto che possono essere usate dal popolo veneto, non dall'Italia. Quindi possiamo dire che è vero che si parla di popolo, quindi c'è una pluralità, ma ogni singolo che fa parte del popolo è tutelato. Certo, si può autodeterminare come singolo sotto un soggetto giuridico internazionale
che si avvale dell'autodeterminazione, così come sancito dall'articolo 96.3 della Convenzione di Ginevra, primo protocollo. Quindi, dato che abbiamo parlato di singolarità e pluralità, facciamo una precisazione. Certo. Se io sono una persona da sola, quindi non appartengo ad un popolo, mi posso autodeterminare come singolo senza appartenere per forza ad un popolo? La legge 881 o patto per i diritti civili e politici dei popoli è molto chiara. L'articolo 1,1 dice: tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. Se sei da solo e ti autodetermini senza nessun popolo, non la puoi applicare. E visto e considerato che le leggi internazionali vanno applicate così come sono scritte e non possono essere interpretate così come le leggi italiane, tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. Da solo non sei un popolo, non puoi applicare la 881. E oltre a questo, quando parliamo di legge italiana e legge internazionale, cos'è che ha maggior valore? La legge internazionale, ovviamente, perché anche l'Italia si è adeguata e sottostà alle leggi internazionali, perché l'ha scritto e l'ha sancito nella Costituzione all'articolo 2 e all'articolo 10. Leggiamo i due articoli della Costituzione che fanno questa dichiarazione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Poi abbiamo l'articolo 10. Questo è ancora più incisivo. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle leggi in conformità delle norme dei trattati internazionali. Se poi volessimo essere ancora più incisivi, abbiamo l'articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Quindi vediamo chiaramente che anche nella Costituzione si rifanno alle leggi internazionali e si sottomettono alle leggi internazionali. E se lo Stato italiano non rispetta queste leggi internazionali, cosa sta facendo? Sta facendo una violazione, perché anche la Costituzione stessa dice che deve adeguarsi alle leggi internazionali. Le leggi internazionali sono l'unico limite alla sovranità nazionale. Quindi di fatto uno Stato con le sue leggi ha sempre poi un limite. Sì, dato dalle leggi dato internazionali. dalle leggi internazionali, per forza. Ok, quindi anche le leggi nazionali possono essere interpretate, applicate in modi differenti, ma quelle internazionali vanno applicate così come scritte. Così come sono scritte, né più né meno. Ci sono altri diritti che molti non conoscono che invece bisognerebbe conoscere. Io direi che possiamo leggere l'articolo 1,2 e dopo così lo spieghiamo. E così almeno diamo idea di quello che succede e che capita a tutti i giorni, ma non si rendono conto del motivo per il quale capitano queste cose. Allora, per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. Come abbiamo sentito, può disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse. Posso trattenere le mie risorse. Ora molti diranno, ma se tu trattieni le tue risorse hai necessità di andare in ospedale, per esempio. Facciamo un esempio anche di quando arrivano i Rom nei vari paesi, nei vari comuni, che il sindaco si preoccupa di dargli acqua, luce e gas, che i bimbi vadano a scuola, che siano tutti a posto. Non è che il sindaco lo fa per piaggeria o perché vuol farsi vedere bravo per le prossime elezioni o via di seguito. L'articolo 1,2 è chiaro: in nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. Loro vanno in ospedale gratis, perché lo dice la legge internazionale, a cui si devono adeguare. Quindi in sostanza, quando si parla di mezzi di sussistenza, stiamo parlando anche del diritto alle cure. Certo che sì. Al diritto di avere, ad esempio, luce e acqua. Certo. Perché sono beni primari, di prima necessità. Propri mezzi di sussistenza. Ogni nazione che ha firmato questo trattato è obbligata a rispettarle queste a contribuire. leggi.
e a contribuire. Quindi se in un comune noi vediamo ad esempio un campo rom, è perché in realtà il sindaco di quel comune... Ha l'obbligo, è ben diverso, è obbligato. Quindi magari noi dall'esterno vediamo quella cosa come un appropriarsi di un territorio in maniera illecita. Esatto. In realtà è un loro diritto, ok, sancito da una legge internazionale. bene, questa è una cosa interessante. Sì. Perché in realtà loro si stanno avvalendo come Loro popolo. usano le leggi internazionali meglio degli italiani. Ma è vero che la bandiera rom... Sventola l'ONU? Sì. Invece quella della Serenissima no, ma la faremo sventolare. In riferimento a quello che abbiamo appena detto, c'è anche un'altra parte, sempre di questo articolo, che è l'articolo 1,3, che vorrei leggere e spiegare, perché questo è ancora più importante di tutto l'articolo 1. Andiamo a leggerlo, poi lo spiego perché questo è scritto proprio in politichese e bisogna tradurlo. Quindi politichese perché così si capisce solo... Si capiscono solo loro, esatto. Gli stati parti del presente patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, tu ci hai capito qualcosa? No. E nemmeno io. All'inizio. Capisci che lo scrivono apposta così. Se noi andiamo a tradurlo, gli stati parti del presente patto, quindi anche l'Italia, perché fa parte del presente patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, quindi regione, provincia, comune, sindaco, segretario, giunta comunale, prefetto, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, e se poi andiamo avanti un altro quarto d'ora, tutti questi debbono, non possono, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Ci rendiamo conto di cosa dice questo comma 3 dell'articolo 1? Quindi in sostanza se io andassi nel mio comune, voglio avere informazioni su iscrivermi all'anagrafe di autodeterminati. Esatto. Teoricamente loro dovrebbero già sapere. Devono. E devono, sono tenuti a darmi assistenza in merito. Certamente sì, lo devono. Ma succede, no? Proprio esatto contrario. Proprio esatto contrario, in un comune della provincia di Rovigo, dove quando siamo andati a chiedere l'iscrizione all'anagrafe degli autodeterminati cascavano dalle nuvole, come gli abbiamo messo la gazzetta ufficiale della legge 881 del 77, che è quella sull'autodeterminazione, il dipendente comunale l'ha guardata e ha detto: l'avrei stampata tu stanotte. Ah dai. Sì. Quindi questo è... Ecco, ma in un caso in cui un appartenente delle forze dell'ordine, un poliziotto o un carabiniere, dovesse frapporsi, no? Fra il diritto di un autodeterminato e le leggi internazionali, cosa rischia? Rischia una denuncia a livello internazionale, una denuncia a livello nazionale e a livello internazionale. Viola l'articolo 28 della Costituzione, perché viola, se è un carabiniere, il 729 dell'ordinamento militare, e dopo bisogna vedere quali altri articoli del codice civile o il codice penale o codice di procedura penale, a seconda di quello che fa, viola. Quindi, e rischia anche doppio, perché sappiamo che un pubblico ufficiale un reato lo paga doppio. Perché lo paga doppio? Perché essendo un pubblico ufficiale il reato viene raddoppiato. No, non è uno scherzo, è una roba molto seria. Adesso mi sta venendo però una domanda in mente. Prima abbiamo detto che i territori della Serenissima sono già indipendenti, devono solo applicare la loro indipendenza. Esattamente. Ma adesso abbiamo parlato del fatto che le forze dell'ordine operano anche nei territori indipendenti della Serenissima. Esattamente. E adesso però mi viene da chiedermi, ma non è che stanno occupando questi territori operando in maniera non lecita? Sì. E quindi è grave. È gravissimo. Loro sono fuori giurisdizione. Cosa sono? Come hai detto? Fuori giurisdizione. Cosa significa? Direi che la leggiamo, che così la spieghiamo. Ok, leggiamola. Si chiama difetto di giurisdizione. È la mancanza del potere di decidere in capo all'organo giudicante, ovvero del potere di esercitare la propria funzione giurisdizionale. Quindi, in virtù di questo, anche tutte le forze dell'ordine sono fuori giurisdizione, quelle presenti nei territori della Serenissima,
ed esercitano il loro potere in maniera illegittima. Loro qua non possono esercitare. Ma non solo le forze dell'ordine, Tutte le forze dell'ordine, ma anche i comuni. anche tutti i comuni, qualsiasi apparato dello Stato italiano è fuori giurisdizione. Qualsiasi. Ho capito. Non è una situazione molto confortevole. Non è confortevole per loro. Quindi ovvio, adesso sapendo tutte queste cose, no? Mettendole in fila, Certo. io mi immagino che una persona vede questi contenuti per la prima volta e c'è due sentimenti, potrebbe esserci due sentimenti contrapposti. Uno è la curiosità e dall'altra, ma sarà vero? Se volessero approfondire, cosa possiamo consigliare di fare? Possono mettersi in contatto con i Venetkens? Certamente sì. Possono avere risposte a domande più precise, magari hanno delle domande in merito, vorrebbero avere risposte più precise. Cosa possono fare? Ci sono dei siti che loro possono andare a consultare, deltaveneto.org, venetkens-gov.org, e questi sono i nostri due siti dove lì possono vedere almeno le informazioni principali. Lì ci sono anche i nomi dei nostri responsabili di zona, se sono nelle zone dei territori della Serenissima. Se sono al di fuori ci sono anche dei contatti telefonici che possono contattare. Ci sono degli indirizzi mail a cui scrivere, per cui tutte le informazioni di cui hanno bisogno ce le possono chiedere. Ciò non toglie che tutto quello che è stato detto è ricavabile anche tranquillamente in internet. E oltretutto di tutto quello che abbiamo spiegato abbiamo messo tutti i link sotto. Se avessero delle domande, possono magari scrivere nei commenti di questi video e farcele direttamente online, in modo tale che volte successive potremmo creare dei contenuti che implementano quelli che abbiamo creato oggi, no? Certamente sì, si possono fare degli argomenti relativi a domande che loro faranno, quindi possiamo organizzarci anche per fare risposte in questo genere qui. Ok. Ricordiamo che Venetkens promuove anche corsi sulle leggi. Esattamente. Ovviamente riservati a chi? Riservati solo ed esclusivamente ai nostri iscritti, agli autodeterminati con i Venetkens. Quindi in realtà Venetkens dà un sostegno formativo. Certamente sì. Cos'altro offre Venetkens? Venetkens offre anche una tutela legale a tutti gli autodeterminati. Perché purtroppo loro devono subire oggi. Chi subisce abbiamo chi fa la loro tutela, quindi offriamo tutela legale a loro. Ottimo. E sicuramente oggi abbiamo dato una prima infarinatura, le basi, abbiamo creato le fondamenta di un argomento che è impegnativo, complesso. Esattamente. Cosa vorresti trattare le prossime volte per andare a implementare ciò che abbiamo detto oggi? Direi che possiamo trattare tutto quello che riguarda i progetti che abbiamo in atto. Adesso vi abbiamo fatto scoprire che cosa c'è dietro all'Italia, a quello che ha fatto e tutto quello che ci ha nascosto. Però visto e considerato che abbiamo i territori liberi e dobbiamo esercitare la nostra indipendenza, il modo migliore per esercitare l'indipendenza è costruire un apparato statale. Quindi tutto quello che stiamo facendo è la costruzione di questo e prossimamente, nei prossimi incontri, vi si spiegherà cosa stiamo facendo noi a livello di costruzione di apparato statale, a livello di tutela degli autodeterminati e tutto quello che ne consegue. Ottimo, quindi già chi oggi vuole diventare autodeterminato avrà dei diritti. Certo che sì. A prescindere dallo Stato. A prescindere dallo Stato. Ma ovviamente, come mi hai detto, per creare uno Stato effettivo in tutti i sensi è ancora in atto una costruzione. È in atto la costruzione dello Stato, è ovvio. Questo perché non deve, nessuno deve demordere e dire ok, allora non sono ancora pronti. No, no. In realtà l'autodeterminazione è un diritto per cui chiunque desidera può applicare nella propria vita di tutti i giorni, avendo già dei vantaggi immediati. Certamente, il problema è solo uno. Se domani mattina mandassimo via dall'Italia da qua, e che potremmo tranquillamente farlo, perché i territori sono nostri, non abbiamo un apparato statale che ci sostiene e quindi ci sarebbe un caos. Abbiamo la necessità di costruire il nostro apparato statale. Di conseguenza, avendolo, possiamo dire all'Italia, prego, si accomodi, che noi siamo pronti. Ti ringrazio, Walter, per questa prima chiacchierata. Grazie a te. E che secondo me darà modo di muovere le coscienze
speriamo la curiosità di molti. Ricordiamo il fatto che se chi sta vedendo questo contenuto è lontano dall'Italia, ma è veneto di origine e ha storie da raccontare, lo invitiamo magari anche a mandarci un audio WhatsApp, scriverci delle mail per raccontare come hanno vissuto l'esodo veneto, magari dei nonni, o se conoscono cose che possono avvalorare tutto ciò che abbiamo detto. Sarebbe bello ricevere, no? Diciamo un arrivederci a chi ci ha ascoltato e ha seguito questi contenuti. Arrivederci a tutti.